Ci abbiamo lavorato e abbiamo trovato sostenibile che l'utilizzo di ticket dematerializzati, cioè sostanzialmente acquistati online tramite l'app MoMapp, ci sia un risparmio e conseguentemente abbiamo deciso di riversare tutto questo risparmio agli utenti che acquistano il biglietto in modalità elettronica. Come auspicato a luglio è stata approvata al Sant'Artemio con validità dal 1° settembre la riduzione del 10% del prezzo dei biglietti degli autobus acquistati in digitale tramite app MOM per venire incontro alle famiglie. Una corsa ordinaria dunque anziché 2 euro costerà 1,80 euro. In questo periodo difficile sia per le aziende del trasporto quanto per le famiglie, ma laddove ci siano delle marginalità ancorché magari piccole, anche se qui proprio piccola non è perché è un 10%, che vadano nelle tasche degli utenti. Ma si sta lavorando anche su altri fronti. In primis, come UPI Veneto, è stato chiesto al governo di rifinanziare il Fondo Nazionale Trasporti. Si lavora in modo tale che ci siano dei risparmi, ci sia un occhio di riguardo verso il trasporto pubblico locale, anche perché ricordo che più si utilizzano i mezzi pubblici di trasporto e meno si inquina. Si spera anche in un rinnovo del bonus trasporti da parte del Ministero, una formula significativa per le famiglie che affrontano la spesa degli abbonamenti. I fondi messi a disposizione ad aprile sono esauriti in pochi mesi e proprio oggi, spiega Marcon, con il click day aperto alle 8 per poter richiedere le risorse residue dei bonus disponibili ad agosto, i fondi sono stati esauriti in solo mezz'ora. Io spero ed auspico che si facciano le valutazioni per rimpinguare quel fondo del bonus piuttosto che il fondo del trasporto pubblico nazionale che è fermo da tempo e che deve tenere in considerazione quegli aumenti che gravano, oltre che alle aziende di trasporto, a tutti coloro che utilizzano mezzi oggi che vanno a benzina piuttosto che a gasolio. Intanto, con l'avvio dell'anno scolastico, Provincia e MOM continueranno il monitoraggio dei servizi e hanno già programmato corse specifiche per gli studenti delle nuove sedi. E a proposito di tratte, per quelle che registrano un minor flusso di viaggiatori, MOM avvierà in via sperimentale a Treviso e Vittorio Veneto il servizio a chiamata. E consentirà all'utente di poter trovare il mezzo nel posto giusto al momento giusto in virtù della chiamata che fa. Questi servizi servono a limitare le perdite senza venir meno comunque all'offerta da dare all'utenza.